Il patriarca di Aquileia, Bertrando di Saint-Geniès, sta attraversando le terre di San Giorgio della Richinvelda. Non sa che un gruppo di uomini armati lo attende sul cammino. Ha molti nemici tra la nobiltà locale. Non gli perdonano di aver cercato di rafforzare il potere patriarcale. L'imboscata è brutale. E via lui! Bertrando viene colpito a morte. Il suo corpo viene caricato su un carro e trasportato fino a Udine. Beh, con il rispetto dovuto a un uomo della sua carica, penserete voi. Ma che? Tra insulti e scherni degli assalitori. E come se non bastasse, lo accompagnano nel viaggio due meretrici. Un oltraggio per umiliarlo anche dopo la morte. Ma c'è qualcosa di potente che viaggia con lui. Un drappo di seta grigio-azzurra con un'aquila dorata al centro. Ragazzi, non avete sbagliato canale. Siamo proprio su Yuppa al tubo. Lo so, sto parlando per Taliano. È che in tanti da fuori regione ci hanno chiesto di saperne di più sulla bandiera del Friuli. E allora, chi che lo sai? Quel vessillo da secoli rappresenta la patria del Friuli, lo stato patriarcale di Aquileia, che per secoli ha difeso la propria indipendenza. E quel drappo è arrivato fino a noi, conservato nel museo del Duomo di Udine. Insomma, possiamo vantare di avere una delle bandiere più antiche del mondo. L'aita vio di Lady Donghie, mi raccomandi. Ok la bandiera, ma i friulani hanno anche un altro primato, il campanile più alto d'Italia? Ma no, Kel, dai! Il primo tiramisù della storia, o forse potrebbe essere anche Cumovonde, in Fintutasis. Torniamo seri. In Friuli, e precisamente a Sacile, il Parlamento del Friuli ha approvato nel 1366 le Constitutiones Patrie Fori Iuli, una sorta di costituzione dell'epoca, robe da Guinness del diritto. Tuttavia, il dominio patriarcale non dura per sempre. D'altronde, niente dura per sempre. A parte... aspetta, cos'era? Ah, ecco. Così, nel 1420, la Serenissima Repubblica di Venezia muove guerra al Friuli e lo conquista. La bandiera, però, non scompare, anche grazie ad eroi come Marco di Moruzzo, che ha difeso il vessillo del patriarcato con grande coraggio. Ti petto niente male, eh? Secoli dopo, negli anni 70 del Novecento, la nostra terra vive un periodo di grandi cambiamenti. Figli dei fiori? Figli delle stelle? No. Figli di un Friuli che sta attraversando nuove sfide. Si avverte il bisogno di ridare forza al simbolo dell'identità friulana. Un giovane, Giorgio Ius, decide di disegnare la versione moderna della bandiera del Friuli. Tra une plume e une sgrife, passando per varie sfumature di blu, ecco che la nuova versione della bandiera viene presentata ufficialmente alla prima festa della patria del Friuli ad Aquileia. In questo contesto la bandiera diventa emblema di resistenza e rinascita. Sventola nei paesi, nelle città, compare ovunque. Ehi, non esageriamo! La bandiera diventa nuovamente il simbolo di tutti i friulani e mentre sventola in Friuli e nel mondo, racconta la forza di un popolo che non ha mai smesso di credere nella propria identità. Fantath, vierget lis alis, tirait fur lis grifis e vignita meti un biel mi plas penestre bandiere. Mandi!